Bene, ben trovati. Non è la sua prima esperienza in Veneto. Gaetano Bonaccorso, il nuovo questore di Venezia, è stato vicario a Padova dal 2011 al 2014. Un ritorno dopo aver diretto le questure di Cremona e Pisa. Ascolto e trasparenza, gli obiettivi con cui vuole impostare il dialogo con la cittadinanza per intervenire anche sulla percezione della sicurezza che la criminalità che insiste in quartieri come Via Piave a Mestre mina profondamente e crede molto nelle espulsioni per chi delinque come deterrente. Netto delle somme algebriche dei fatti reato, certamente c'è un tema di percezione che va preso in considerazione, va tenuto in considerazione, perché l'ampliamento delle aree di disagio determina comunque una condizione di insicurezza appunto al di là dell'aver subito un reato, e quindi su questa percezione di insicurezza occorrerà inevitabilmente lavorare. Come fare? Vedremo, ma certamente un elemento molto importante è l'ascolto. Un elemento importante è l'ascolto di ciò che arriva attraverso i comitati di rappresentanza dei cittadini che vivono evidentemente in questo contesto e che in qualche modo, rispetto a questi elementi che giungono, consente evidentemente di orientare l'attività che viene fatta. Lei ha sottolineato anche l'importanza della visibilità, cioè di rendere l'operato trasparente anche per agire sulla percezione della sicurezza. Sì, la presenza delle forze di polizia, la presenza visibile delle forze di polizia è uno dei tanti elementi attraverso i quali si agisce sulla percezione di insicurezza. Anche un semplice controllo da parte delle volanti può, se guardato bene, se guardato con attenzione da parte di quegli altri uffici di cui ho fatto menzione, essere valorizzato con un risultato finale che può andare da un'espulsione di un soggetto che altera la sicurezza del territorio piuttosto che ad una misura di prevenzione.